Tragedia della solitudine a Tavagnaco. Da alcune settimane un uomo di 54 anni non dava notizie di sé. Poi, poco dopo mezzogiorno, il giallo risolto. L'irruzione, sfondando la porta d'ingresso, da parte dei carabinieri del radiomobile di Udine, allertati da alcuni passanti per l'odore nauseante uscire da quella piccola abitazione in via Matteotti, incastonata nella centra del borgo rurale. I militari, davanti ai loro occhi, hanno trovato una scena horror. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, ricoperto da una montagna di rifiuti e il fettore irrespirabile. Sul posto celermente i vigili del fuoco con 2 squadre, una volante della questura e il servizio delle pompe funebri per la rimozione della salma. La vittima, Ilario Zuliani, viveva da sola e la morte, sarà l'autopsia a chiarire tutte le dinamiche, potrebbe essere stata causata da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo. Dopo il nulla osta da parte del magistrato di turno, quel che restava è stato recuperato e portato all'obitorio di Udine in attesa, come detto, dell'ispezione cadaverica.